Amici dei Custodi della Memoria, in Egitto esiste la Valle dei Re, una necropoli gigantesca che custodisce i sarcofagi delle dinastie egizie, dei faraoni. Noi oggi siamo qua, nella Valle dei Nuraghe, per mostrarvi cosa? Sadomu e Surre. Venite con noi. Sadomu e Surre, amici dei Custodi della Memoria. Ci troviamo nel comune di Torralba. E questo che vedete di fronte a noi è il nuraghe Santo Antine, un nuraghe spettacolare, gigantesco, ben conservato nonostante alcuni crolli, conosciuto per l'appunto come la casa del re, costituito da dei grossi blocchi di basalto che, come potete vedere, nella parte centrale del mastio, dove svetta il mastio, sono ben sbozzati e rifiniti. Guardate che maestosità, incredibile, incredibile. Pensate che questo nuraghe poteva svettare sino a 25 metri di altezza. I resti del villaggio romano risalente al secondo secolo a.C. e questa in particolare era una villa romana addossata, come potete vedere, alle mura perimetrali del nuraghe. Sì. Una cosa molto importante di questo nuraghe è che al di sotto fu eseguita un'opera ingegneristica incredibile. Il nuraghe poggia su un gigantesco basamento di massi. Perché? Perché qua siamo in una pianura ed è una pianura che facilmente crea degli acquitrini. Di conseguenza cosa hanno fatto? I nuragici hanno costruito delle possenti fondamenta per sostenere e quindi anche per sollevare il nuraghe e evitare allagamenti. Un'opera ingegneristica nuragica eccezionale, amici, eccezionale. Fuori dal nuraghe si possono vedere alcune capanne, eccole qua, e alcuni scavi ancora da ultimare. Ci accingiamo a entrare. Guardate che architrave, guardate questo masso gigantesco. Gigantesco, eccoci qua, guardate qua, qui tutto è enorme, guardate che nicchia, qua vediamo una feritoia e qua un'altra feritoia. Siamo nel cortile. Il cortile ha 7 accessi che portano in altre camere. Quella che vediamo di fronte a noi è una torre e questa torre è collegata con dei corridoi che arrivano vanno a collegarsi all'altra torre nord. Anche dentro questa torre possiamo trovare i corridoi. Quindi ognuna di queste torri era collegata all'altra attraverso cosa? Attraverso dei lunghissimi corridoi, ragazzi. Guardate questa torre e questa cupola nuragica. Ci troviamo nella torre ovest e il guardiano della torre c'è sempre. Ok, guardate che cupola nuragica. Anche la torre ovest è ricca di feritoie. Sì. Da qui si poteva sicuramente sia vedere che dare aria
o anche respingere un eventuale attacco. E soprattutto luce, giusto? Ok, entriamo nel corridoio che collega la torre ovest alla torre nord. Guardate, guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate quanto sono alti questi corridoi. Incredibile, incredibile. Non vi dico, la temperatura qua è davvero fresca. E si sta bene. Incredibile. Immaginatevi voi il popolo sardo, il popolo nuragico all'interno di questi monumenti eccezionali. Eccezionali. Ecco qua, qui un altro tunnel, corridoio che collegava una probabile altra camera. Ecco qua, questo è quello che viene definito un pozzo cisterna, e questa torre aveva un accesso al di fuori del nuraghe. Continua la nostra visita, siamo nella torre nord. Anche qua la cupola è crollata, ma si intuisce l'andamento. Ecco amici, ora vi mostro quanto è lungo e soprattutto alto questo corridoio. Spettacolare. Pensate che nel XV secolo a.C. non esistevano di certo gru, escavatori, strutture per sollevare grandi pesi, e loro riuscirono nel XV secolo a.C. a costruire un monumento gigantesco con l'uso di leve e probabilmente argani e poco più. Quindi un'opera incredibile. In un nuraghe come questo non poteva mancare una fonte, una risorsa idrica importante come questa, il pozzo. Questo è il mastio, la parte centrale del nuraghe, la torre primitiva, la più antica. Ecco qua, entriamo all'interno. Wow, ragazzi, wow, guardate che struttura, guardate che spettacolo. La scala elicoidale che porta alla seconda camera. Guardate le dimensioni di questo pilastro, incredibile, incredibile. All'interno della prima camera, un'ampia camera con diverse nicchie frontali. Una di queste, come leggiamo qua, ha un ulteriore pozzo al suo interno e, come possiamo vedere, sono raccordate da corridoi, quindi anche le nicchie del mastio sono percorribili al loro interno. Incredibile, incredibile amici, favoloso. E questo è il mastio. Ora vi mostro la cupola interna. Guardate che maestria, guardate la maestria di questi conci, di questo posizionamento dei conci. Ok, ora percorriamo la scala elicoidale che ci porterà dalla prima camera del mastio verso la seconda. Pensate che questo nuraghe ne aveva almeno 3 di camere sovrapposte. Purtroppo ne sono rimaste solo 2 e c'è giusto un accenno della terza. Continuiamo a salire. Ragazzi, Questi... non ci potrete vedere, c'è un panorama da morire, c'è bellissimo. Qua si cade perché vedi che è lì.
Lì è profondo? Sì. È bellissimo. Ti piace? Sì, lo so, illumino. Ti mostro io. Anche qui è tutto rifinito dentro. Dov'è, nonno? Ti mostro io la strada. Eccoci qua, continuiamo a salire, ragazzi. Rimani con babbo? Sì. Questa scala è incredibilmente larga, ampia E c'è un'altra. e soprattutto lunga. Ah, ecco, abbiamo trovato la seconda camera. Questa, come potete notare, è dotata anche di un sedile. Eccoci qua, non so se riesco a farvi vedere l'altra cupola. Vediamo. C'è scarsa luminosità, però eccola qua. Hai notato, guarda, una cosa, che ci sono anche strani segni qui? Sì. Come potete vedere qui c'è un'altra nicchia. Non assomiglia a una nicchia. Questa è una nicchia, quella non assomiglia. Quella è crollata. Eccola. Un'altra nicchia posizionata frontalmente. Wow, amici. Guardate che spettacolo, amici. Nuraghe Santuantine, Torralba. Continuiamo a salire, Samu, dai. Sì. Continuiamo la nostra salita verso E mentre la sommità. si vede. Una cosa molto importante è che i reperti che hanno trovato questo sito sono conservati nel museo di Torralba, il museo della Valle dei Nuraghe. Eccoci qua. Questo che vedete è il piano di calpestio dell'ultima, presunta ultima camera. Eccoci qua, guardate dove siamo. Qui dominiamo praticamente su tutta la valle per chilometri e chilometri. Lui svettava ed era visibile da distanza. Nuraghe Santuantine, strepitoso, amici. Oh, papi, aspetta, guarda qui. Questo è ciò che resta dello spessore murario dell'ultima camera, con circa 2 metri, 2 metri e mezzo di spessore. Quindi immaginatevi che portata doveva sostenere il basamento di questo nuraghe. Ok, torniamo giù. C'è tanto altro ancora da visitare. Guardate qua che scale. C'è un nido. Piano piano, sa. Dai, dai, non fermarti, scendiamo dritti giù. Vai, 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 vai. Poi c'è una bella parte. Sì? Andiamo. Ciao. Piace, vero? È uno dei più belli, vero? Per me sì. Suscita sensazioni incredibili. A livello costruttivo hanno avuto delle concezioni No, c'è un progetto. Io penso che ci sia un progetto di fondo, perché per costruire una struttura così devi comunque avere un progetto. come minimo hanno 3500 anni, Sì, per non dire sì. 3800, 4000, non lo so. Eh sì, è del 1500 a.C. Incredibile. Ok, dai. Nulla.
ci accingiamo a salire anche negli altri corridoi. Auguri. Questo è bello ripido, eh? Sto arrivando. Olè. Allora, guardate che scale. Mamma mia, lo studio dei voti in questo nuraghe è davvero incredibile. Incredibile. Una struttura che sostiene tutti questi spazi. Davvero Ragazzi, è bellissimo incredibile. qui. Noi abbiamo già fatto con la strada. Noi Quella andiamo strada. Una bella cartina. Amici, questa che vedete è la torre est. La torre est che era collegata a cosa? Tramite questo passaggio era collegata a, indovinate, altri corridoi. Quindi questo nuraghe ha dei corridoi sovrapposti, alti, perlomeno dovevano essere alti, come vediamo, quasi quanto quelli sottostanti. Guardate qua. Guardate qua. Qui l'altro ingresso alla torre nord. Ok, continuiamo da questo corridoio. Entriamo in quest'altro corridoio che raccorda un corridoio ben più largo che collega la torre nord alla torre ovest. Ti piace, Samu? Sì. Ma ce ne sono altri. Papà, cancella la E sua. proseguendo, infatti, si arriva alla torre ovest. Quindi siamo saliti dalle scale nella parte est del mastio e ora stiamo riscendendo dalla parte ovest del mastio. Ok, saliamo su sino al bastione. Eccoci qua. Questo è il bastione, dotato di questa platea costituita da grossi blocchi di basalto. Siamo sopra i corridoi della torre nord. Samu, stammi vicino. E questo è il cortile. Dimmi. In verità che noi abbiamo già finito il nuraghe. Quindi la propria strada è gigantesca. Dai, discendiamo. Solitamente queste scale sono un po' più strette, invece in questo nuraghe tutto è gigantesco. Il brutto è che ci sono veramente poche strade. Però è gigantesco. E c'è pure una capanna di pietra. No? Però è fuori dal nuraghe. Qui siamo dentro il villaggio, tu sei dentro una capanna. In questo nuraghe, nonostante l'abbia visto
circa una decina di volte. Comunque mi fa sempre lo stesso effetto, mi emoziona. Guardate che mura possenti, incredibile. Bene amici, la nostra visita al nuraghe Santo Antine di Torralba termina qua. È stata come sempre un'emozione rivedere questo importantissimo sito nuragico. Per ora è tutto, un saluto, Asibiri.